troppo impegnativo? No, no, ci stavo. Allora facciamo uno che è tutto saliscendi, che non ha salti, invece fanno una volta. Sì? E c'era un salto che saltavi da una parte all'altra, ma era un Qualcuno avrà preso uno che passava. boh, ma alla fine è pericoloso uguale perché non ti riesci a fermare. No, certo. Se è bello in discesa. Basta, era sta. Ah, ok. Figo. Là, e atterravi qua dentro. E giù a destra. Non avevo neanche mai visto quel sentiero lì. Era un po' impegnativo. È un po' impegnativo. Che rischio. Oh, non l'avevo mica vista. Oh, l'albero dietro l'angolo. Perso. L'ho sfiorato con la mano quel tantino. Figo questo, me lo ricorderò. Inizio il video appena adesso perché di solito quando parto da casa mi capita di fare solo salita. Non so come siamo riusciti a fare solo discesa. Oggi sono con Simone, endurista direi, in tutto e per tutto, che mi sta facendo vedere i sorci verdi in discesa. E lui invece mi sta tirando in salita. No, no. No, sì, no, dai, sto dietro caldo. bello tranquillo. Allora, lui è fra l'altro il meccanico di Cicli Grand Zone, quindi è quello che mi ha salvato la bici diverse volte. Devo tenermelo buono, devo andare pianino in salita e fare il bravo in discesa, ascoltare quello che mi dice. Bene, Arupa Cupa fatta, andiamo. Adesso sentiero verso Iamiano. Via. Sì? E sono gli stessi pedali. Spettacolo, tocca tornare su. Test Specialized Enduro di Simone. Cioè, carro armato sta roba. Finalmente
anche Matteo con una bici seria e non Cazzo, bella! country o da strada. È tanta roba, eh? Cioè con questa mi sento quasi sicuro in discesa. And we are back on the Specialized Epic. Veramente figa la bici di Simone. Ne stavamo parlando adesso. Veramente ti dà super sicurezza in discesa, ma effettivamente nella configurazione sua mi diceva che pesa più o meno 15 kg. Quindi la mia pesa 11,9. Se ti alleni bene con una bella gamba pedali anche una bici da enduro così, sulla quale hai un angolo di sterzo però che ti aiuta tanto, non è nervosa come diceva anche Simone adesso, come la mia, in cui sei davanti e sei sempre, diciamo, all'attacco. Lì è quasi rilassante, e se dico io che la discesa è rilassante, tanta roba. Star con lui non è un c***o facile, eh. L'anno scorso Simone ha detto il mio sentiero preferito. Già. No dai, questo qua è divertente, non è troppo impegnativo. Adesso vediamo. Bello, bello, mi piace. Figata. No shortcut. Figo. A differenza tua, questo l'ho fatto con le ruote tutte a terra. No, bello, non l'avevo mai fatto. Questo, no? Neanche in salita non l'avevo mai fatto, veramente figo. Mi ricordavo che c'erano i gradini lì, ho detto boh, forse c'è una rivetta, invece no, c'erano i gradini. Belli anche i rallentatori, da filare. Allora, fine giro, finalmente respiro un po'. Oggi con Simone è dura ma molto divertente, perché vorrei iniziare a capire un po' meglio come andare in discesa, ma non andare forte, andare proprio più sicuro. Mi capita spesso che sono rigido e non lascio, diciamo, correre la bici come dovrebbe fare, come è sua natura. Quindi mi ha dato un paio di dritte, abbiamo fatto tantissima salita ma soprattutto tantissima discesa, quindi le riprese sono un po' così alternate. Mi dimenticavo di attaccare la GoPro perché ero un po' concentrato sul
giro, su cosa dovevo fare, su quello di cui parlavo con lui. Quindi non so se il video avrà grande filo logico, se no sarà un video così che terrò nel mio diario. Comunque contento di questa prima uscita post Dolomiti in mountain bike sui sentieri di casa. Adesso iniziamo a pensare alle prossime uscite serie.